Mattinata infernale a Treviso e nei comuni limitrofi, lo schianto di un tir in tangenziale paralizza il traffico per ore, lunghe code, auto costrette a percorsi alternativi. Indagine sull'esplosione al PAM, scoperto dai carabinieri nel Rodigino un arsenale con armi e ordigni artigianali, arrestato un 72enne, potrebbe essere l'uomo che ha rifornito il bombarolo, già in carcere. L'indice di contagio nella Marca più basso rispetto al Veneto, maggior numero di ricoveri a Montebelluna, al via una campagna anti-assembramenti, intanto nel DPCM sarebbero confermate tutte le restrizioni per Natale, scuola alle prese con la ripartenza dei licei, il nodo trasporto pubblico, il presidente Mom, impossibile senza didattica a distanza, deve essere almeno parziale. 7 ecovandali sono stati scovati grazie alle videocamere in soli 2 giorni a Treviso, per ognuno di loro scatterà una multa da 400 euro. Stato di attenzione preallarme della Protezione Civile regionale per forte vento e possibili nevicate previste per domani e dopodomani, i fiocchi attesi fino a quote collinari. La morte di Remo Sernagiotto venerdì alle 15 nel nuovo di Montebelluna, i funerali dell'imprenditore e politico scomparso domenica. Il Covid non ferma la voglia di tradizione, torna anche quest'anno la nostra rubrica Il tuo presepe, manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La mattinata infernale vissuta in tangenziale apre questa sera il nostro telegiornale. Traffico in tilt, viabilità paralizzata. Una mattinata di passione, traffico completamente paralizzato da Paese a Treviso, tangenziale chiusa, nelle strade secondarie code chilometriche. È questa la situazione che si è registrata alle 6:30 quando un camion è uscito di strada. Ci sono stati gravi problemi alla viabilità in città, di fatto in alcuni ambiti la città era completamente paralizzata a causa di questo incidente che per fortuna non ha visto feriti, però con delle ripercussioni pesanti da un punto di vista del traffico. Sul posto è arrivata una pattuglia radiomobile dei carabinieri. L'auto articolato, per causa al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo finendo la corsa contro il guardrail che fiancheggia la carreggiata e abbattendone 60 metri. Per gli automobilisti è iniziata la mattinata di passione. Abbiamo messo in moto immediatamente la macchina della comunicazione attraverso i canali social e soprattutto attraverso i display installati nei vari punti strategici della città per quanto riguarda la viabilità. È servito abbastanza, ovviamente era la prima volta che usavamo i display da quando sono stati installati, adesso miglioreremo anche la grafica con dei simboli che possono identificare la tipologia di problema. Sul posto per gestire il traffico ben 5 pattuglie della polizia locale con 10 uomini. Ci siamo naturalmente messi subito in contatto con i comuni vicini, in particolare con Paese Preganziol, proprio per evitare che tutto il traffico che proveniva dai comuni vicini si riversasse poi sulla tangenziale. Diciamo che questa è sicuramente la formula che potrà servire anche per il futuro. La circolazione ha ripreso piano piano in tarda mattinata, anche se le ripercussioni sul traffico si sono sentite fino al pomeriggio. C'è un'ulteriore svolta nelle indagini per la bomba al PAM di inizio novembre. È stato arrestato un uomo di 72 anni. Quando carabinieri e Digos sono entrati nella sua casa a Occhiobello, hanno trovato una vera e propria Santa Barbara fatta di armi e ordigni rudimentali. Per questo un uomo di 72 anni con precedenti specifici alle spalle è stato arrestato. A fare la differenza il cane antiesplosivo Orso del nucleo cinofili di Torreglia, che in bagno dietro al lavandino ha scovato una pistola detenuta illegalmente, una revolver calibro 6, poi in altri ambienti 8 cartucce, 10 tubi cilindrici con all'interno della polvere pirica chiusi con nastro adesivo e stoppino. A lui i militari del nucleo investigativo dell'Arma di Treviso con i colleghi della questura sono arrivati nel corso dell'indagine a carico di Enrico Soraru, il 56enne bellunese senza fissa dimora, accusato di aver fatto esplodere la bomba che la sera del 6 novembre era deflagrata davanti al supermercato PAM di via Zorzetto, a pochi passi da piazza Borsa. L'uomo era un contatto di Soraru e il sospetto non tanto velato degli inquirenti è che il materiale esplosivo sia arrivato proprio dall'arsenale di Occhiobello, che è stato posto sotto sequestro. Insomma, il 72enne potrebbe essere il complice, resta da capire quanto consapevole del presunto bombarolo. Ora il polesano si trova in carcere a Treviso, nelle prossime ore gli interrogatori che potrebbero dare un'ulteriore svolta alle indagini.
C'è poi il fronte del Covid con il tristissimo primato che si è registrato oggi. Da qui è partito il governatore Zaia con il punto stampa di Marghera. Altro record negativo sul fronte decessi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono 107 le persone che hanno perso la vita. Un dato che si inserisce in un'analisi più ampia dell'epidemia che ha raggiunto la parte alta della curva, con un quarto dei positivi sui tamponi rispetto a marzo, ma con 700 pazienti in area non critica in più rispetto alla scorsa primavera. Questo perché ci sono gli assembramenti, vero veicolo di contagio, spiega Zaia, che sottolinea come il tema sia entrato nella videoconferenza di questa mattina tra Regioni e Ministro Boccia. E su questo fronte proprio il governatore ha portato avanti una richiesta al governo. Inutile che ci concentriamo sulla pista da sci, sul teatro o sul cinema. Decidiamo che l'assembramento è un problema, normate sull'assembramento. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica: ma scusa, io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone. Ho chiesto che la norma, che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa. C'è bisogno di un nuovo patto sociale sul Covid, di un senso di responsabilità dei cittadini, perché non si può continuare fino ad aprile con DPCM e ordinanze. Torna a ribadire Zaia che il governo ha avanzato un'istanza precisa. Campagne di informazione per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Il cittadino deve capire che questo percorso lo dobbiamo fare assieme, se no ci facciamo tanto male. Non moriremo di Covid, ma moriremo di altre patologie perché non riusciamo a prevenirle o peggio ancora a intervenire per tempo nel curarle. Zaia ha poi chiesto all'esecutivo che i ristori al Veneto dovrebbero spettare 19 milioni dei 250 previsti per attività penalizzate dalle ordinanze regionali siano una certezza. Ed emergono indiscrezioni sui contenuti del nuovo DPCM che dovrebbe restare in vigore fino al 10 gennaio. Il coprifuoco dovrebbe restare alle ore 22 anche a Natale e Capodanno. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18 pure nelle regioni gialle. Potrebbero essere chiusi dal 20 dicembre alberghi e resort in montagna. E a proposito di stagione invernale, nella riunione odierna è stato affrontato il tema degli impianti da sci, auspicando un coordinamento a livello europeo. Il ministro Boccia dice che Premier sta lavorando affinché tutti chiudano e non penso che abbiamo tutto questo potere d'acquisto. E nel prossimo DPCM potrebbe essere previsto l'intervento dei prefetti sui territori per gestire il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Qui a noi non serve il prefetto, gli altri facciano quello che vogliono. Cioè, cosa volete mettere in dubbio? L'efficienza della regione, il lavoro dell'assessore De Berti rispetto ai trasporti. Il focus dei dati sulla Marca è stato fatto invece dal direttore Benazzi con il primario Rigoli. Scende l'R Conti, da qui partiamo. L'RT della provincia di Treviso è 0,96, quindi siamo sotto l'1, per cui siamo, come dire, con le carte in regola rispetto a quello che chiede il Ministero. Si posiziona sotto la soglia critica di 1 l'R Conti della Marca, il principale parametro di riferimento della pandemia, spiegato in poche semplici parole dal primario Rigoli. Se l'R Conti è superiore a 1 vuol dire che sta salendo l'infezione, quindi aumentano gli infetti. Se 1 rimane piatta la curva degli infetti, se invece è inferiore a 1 stanno diminuendo. Certo, si tratta di un valore medio con i picchi di Cavaso e Castelcucco rispettivamente 2,35 e 1,9. Abbiamo Mogliano che è allo 0,5 come RT, Ponte di Piave 0,5, Caser 0,6, Paese 0,60, Treviso 0,65, Montebelluna 0,75 eccetera. E questo mentre sono complessivamente 480 i ricoveri Covid in tutta la Marca, 140 nel solo ospedale di Montebelluna che continua a essere la struttura maggiormente sotto stress, da qui 7 pazienti già trasferiti al Guicciardini di Valdobbiadene destinati a raddoppiare entro la fine della settimana. Restano 300 gli ospiti di RSA positivi anche se diminuiscono le strutture interessate, meno 12 in una settimana. 161 invece gli operatori sanitari a casa tra isolamenti e quarantene. Un quadro che sta portando l'ULSS a puntare sulla telemedicina con nuove postazioni soprattutto per le visite pneumologiche. Altro capitolo quello della letalità del virus, valore che nella Marca è il più basso del Veneto nonostante marzo e aprile siano stati mesi neri. La provincia di Treviso su 1733 ricoverati
ha la più bassa percentuale di deceduti nel Veneto, cioè il 16,2%, e questo è un dato che ci conforta in termini di cure. Prosegue senza sosta il lavoro sui test rapidi e quelli fai da te, con l'ok del comitato etico e la ricerca con Ministero e Spallanzani per capire quando un soggetto, seppure positivo, non trasmetta l'infezione. Più in generale, l'ULSS sta studiando una campagna social anti-assembramenti definita etica dallo stesso Benazzi. Come diceva Umberto Veronesi, un uomo senza etica comportamentale come un animale selvaggio. C'è poi il fronte delle scuole, della didattica a distanza e dei trasporti. A fare il punto è anche il presidente di MOM Coladon. La partita sul rientro degli studenti superiori in classe è ancora aperta, un totodate che si susseguono in attesa del nuovo DPCM che terrà conto con ogni probabilità delle festività imminenti e chiarirà il da farsi. Intanto la mobilità di Marca è impegnata in una serie di incontri a livello provinciale per capire le necessità di ragazzi e istituti. Diverse ipotesi sul tavolo: se è impossibile raddoppiare i mezzi, l'alternativa, garantire la sicurezza agli studenti, è il mantenimento parziale della didattica a distanza. È impossibile reperire 400 mezzi sia per la possibilità di averli, ma anche per il costo ovviamente conseguente, che è un costo troppo elevato. Vi sono varie soluzioni allo studio. Abbiamo quella soluzione che ha detto lei, cioè la prima e la quinta in presenza, la seconda, terza e quarta al 50%, ma anche altre soluzioni che possono essere la prima, la terza e la quinta in presenza, la seconda e la quarta a distanza al 50%. Pronti a ripartire in sicurezza, il concetto che rimbalza dalla mobilità al mondo scolastico. Ci è stato chiesto un monitoraggio sui trasporti per capire le percentuali di studenti che appunto utilizzano il mezzo pubblico, per cui presumo si stiano concentrando su questo aspetto. Presidi provati dall'incertezza, intanto predispongono piani per il mantenimento parziale della didattica a distanza e modulano i cicli in presenza a seconda delle 3 prospettive ipotizzate, al 50, 80 o 100%. Il nostro piano prevede una rotazione delle classi, quindi non di gruppi all'interno delle singole classi, ma di classi intere che ruotano periodicamente a seconda delle percentuali che dobbiamo garantire di presenza. E non c'è soltanto il DPCM di Natale tra i temi caldi in cima all'agenda politica istituzionale, fa discutere anche la manovra di bilancio, in particolare l'emendamento alla manovra che introdurrebbe una sorta di patrimoniale, un'imposta sui grandi patrimoni a partire da una base imponibile di 500.000 euro. E questo è il sondaggio di questa sera a Ring, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: tasse patrimoniali sopra i 500.000 euro, se sì il numero è quello verde 0422 1626 691, se no il numero è quello rosso 0422 162 6690. La chiamata è ovviamente gratuita. L'esito questa sera a Ring, in studio con Ferdinando Avarino. La Protezione Civile regionale dichiara lo stato di attenzione per forte vento e possibili nevicate previste per domani e dopodomani su tutto il territorio regionale. I fiocchi sono probabilmente attesi infatti fino a quote collinari, con possibili accumuli di alcuni centimetri nei fondovalle alpini. In pianura possibile a tratti un po' di neve o pioggia mista a neve. 7 ecovandali sono stati incastrati a Treviso, maxi multa in vista. Approfittano della notte gli ecovandali, utilizzano tutti gli escamotage possibili per passarla liscia, ma la lotta della polizia locale contro i furbetti di rifiuti continua senza sosta a Treviso. Molte le zone utilizzate da alcuni cittadini come piccole discariche, ma lì da tempo ci sono le videocamere. Gli ecovandali obiettivamente stanno facendo di tutto per metterci in difficoltà, però i risultati che stiamo registrando sono veramente molto molto importanti, perché riuscire ad individuare 7 persone anche di notte, perché le nostre telecamere riescono anche a individuare le persone di notte, credo che sia un risultato veramente molto molto importante, che in qualche modo ferma queste persone.
In soli 2 giorni sono stati identificati grazie alle telecamere ben 7 ecovandali. In via Pisa 2 operai che avevano appena terminato le pulizie in un garage e una coppia di coniugi che di notte hanno gettato rifiuti domestici. In vicolo Caposile non solo la persona ha lasciato dei sacchetti per terra, ma ha pensato bene anche di riempire i bidoncini di altri condomini. Siamo riusciti a individuare queste persone attraverso, ripeto, sia le telecamere fisse, ma soprattutto con questa telecamera mobile che abbiamo installato in vicolo Caposile, dove da anni c'è questo problema di abbandono di rifiuti, e devo dire che sta dando ottimi risultati, perché rispetto a 15 giorni fa praticamente c'è stato un solo abbandono. Altra zona calda, Viale Luzzati. Un trevigiano è stato multato per la seconda volta e verrà quindi segnalato all'autorità giudiziaria per turbativa del pubblico servizio di raccolta rifiuti, ed un altro invece immortalato nella notte vicino allo stadio. Tutti saranno sanzionati con 400 euro di multa. Ed ora sono in arrivo altre 3 telecamere mobili che verranno installate nei punti più a rischio ecovandali. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare dei funerali di Remo Sernagiotto che si terranno venerdì alle ore 15 in Duomo a Montebelluna. Molti hanno chiesto di poter assistere alle esequie e poter dare l'ultimo saluto al politico imprenditore. Ci saranno politici ma anche semplici cittadini. In queste ore anche il ricordo dell'ex ministro Maurizio Sacconi che parla di una straordinaria passione civile. E in questo contesto si inserisce la polemica social e non solo, innescata da un post di Massimo Vettoretti, presidente dell'Unione Cechi di Treviso, a poche ore dalla morte di Sernagiotto. Oggi un passo indietro sui toni ma non sui contenuti. Sentiamolo. Io posso senz'altro chiedere scusa per il tono di quello che doveva essere e voleva essere un post privato che può avere urtato la sensibilità di qualcuno. Di questo io non ho nessun problema a chiedere scusa, ma il giudizio storico sull'operato di Sernagiotto, avendolo conosciuto bene come operatore nel sociale, io questo lo mantengo e lo confermo con forza. Risponde così Massimo Vettoretti, presidente dell'Unione Cechi sezione di Treviso, alle polemiche sollevate dopo aver pubblicato un post durissimo a poche ore dalla morte di Remo Sernagiotto, provocando la reazione in primis dell'avvocato di famiglia Fabio Crea, che aveva parlato di sciacallaggio e definito dei più di cattivo gusto. Pur nel rispetto per il dolore della famiglia, dice Vettoretti, il mio sguardo rimane obiettivo sull'operato storico di Sernagiotto quando era assessore al sociale. Unico nella storia fino ad ora in Veneto, Sernagiotto è stato l'unico che è riuscito a coagulare attorno a sé più di 13.000 disabili che hanno firmato per chiederne le dimissioni. Immediata era arrivata ieri la replica del legale della famiglia di Remo Sernagiotto. Anche su questo punto l'avvocato Fabio Crea ha ribadito di poter dimostrare con testimonianze e prove documentali quanto Sernagiotto aveva fatto per i disabili. Oggi la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 30 gennaio 2021, consentendo al tempo stesso in via straordinaria in deroga alla normativa regionale lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, come è successo di fatto anche per i saldi estivi. Lo ha comunicato l'assessore regionale competente Roberto Marcato. Si tratta di sostenere concretamente la ripresa del commercio, dice Marcato. E a proposito di commercio, nasce la nuova campagna di comunicazione e marketing a sostegno del commercio e della trevigianità. Promuovere Treviso in tutte le sue peculiarità, dalle bellezze artistiche ai servizi, alle attività commerciali, per lanciare ai consumatori un messaggio: a Treviso c'è qualsiasi cosa. Una sorta di scrigno dei desideri che viene lanciato su social, tv, web, radio per un progetto di comunicazione che riguarda la città tout court. Il tutto pensato dall'amministrazione per invogliare i consumatori a vivere, acquistare e consumare quanto offre il capoluogo della marca. Abbiamo voluto per la prima volta affrontare in maniera unitaria la pubblicizzazione del nostro mondo commerciale, con una grande campagna pubblicitaria che durerà oltre all'anno e che vedrà interessato tutto il Veneto per portare il prodotto, il brand Treviso
alla conoscenza di tutti i consumatori. E allora la città viene concepita come entità unica dalle diverse sfaccettature rappresentate in 20 spot in diverse lingue. Siamo partiti da alcuni luoghi iconici della città, come per esempio i Buranelli o la Fontana delle Tette, a passare per delle categorie. Ci sono i commercianti, ci sono i ristoratori, i tassisti, la mobilità urbana, ci sono i parchi. Ci sono addirittura i pit stop per i bambini, insomma abbiamo cercato veramente di far capire all'utente che stare a Treviso per consumare, per acquistare è il posto ideale. Ogni settore merceologico potrà incrementare i contenuti. È l'anno dei record, come ha ricordato il sindaco Mario Conte, riferendosi alle potenzialità di Treviso, disattese nel 2020 causa fermo globale, sarà solo rimandato al prossimo anno. E da Treviso andiamo ora a Belluno. A Belluno, dove ci sono importanti novità sul fronte della lotta contro il Covid, attiva da oggi la nuova USCA del distretto. È stata attivata l'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale nel distretto di Belluno. Questa unità è stata attivata con 11 medici operativi, 7 giorni su 7 e dalle 8 di mattina alle 20. Appena costituita e già operativa l'USCA del distretto di Belluno, che avrà il compito di intervenire a domicilio per monitorare i parametri dei pazienti Covid, l'equipe potrà contare su elettrocardiografi portatili, saturimetri per la misurazione dell'ossigenazione, attrezzature leggere come già avviene per l'USCA di Feltre, con 50 soggetti seguiti e 1000 in sorveglianza attiva. Sempre a proposito di medicina territoriale, aumentano i medici di base impegnati nell'effettuazione dei tamponi, un fronte caldissimo. Ormai abbiamo una mole di attività di circa 10 volte i tamponi effettuati nello scorso mese di marzo. Quanto ai ricoveri tra terapie intensive e area non critica, ospedali di comunità si superano le 200 unità, una decina arriva dal vicino Primiero. L'altra faccia della medaglia, l'emergenza economica con le categorie bellunesi in attesa del DPCM di Natale, ma comunque sarà un Natale in rosso. Noi mediamente oggi programmiamo perdite che possono andare al 50-70% per quanto riguarda questa stagione invernale, quindi riuscire a limitare queste perdite sarebbe un aiuto importante per il proseguo delle nostre attività. Che sia un Natale in rosso non lo nasconde Renzo Minella, presidente degli impiantisti del Veneto, che ormai mette in conto un avvio di stagione contraddistinto dalle restrizioni in Italia come in buona parte dell'arco alpino. E anche l'Austria si sta adeguando alla chiusura per quanto riguarda il periodo natalizio, la Francia lo aveva già fatto e anche la Germania, rimane la Svizzera, e su questo credo che i nostri governi e le nostre regioni sapranno come tutelare anche le nostre società. Inevitabile quindi parlare di ristori, così come per l'altra categoria più interessata, quella degli albergatori, che pone l'accento sui turisti che in montagna non vanno per sciare, soprattutto a Natale. A differenza di gennaio, febbraio, marzo, che abbiamo un 95-98% di sciatori, alle feste di Natale abbiamo un 60-70% di sciatori. E che le vacanze sulla neve non siano un feticcio della pianura, ma l'essenza del lavoro in montagna, lo ricordano gli stessi bellunesi, che pure sul tema dell'apertura degli impianti hanno opinioni diverse. Sarei d'accordo, perché devono lavorare gli albergatori, devono dare lavoro ai giovani. Basta avere un controllo, prima un autocontrollo, poi un controllo chiaramente da chi di dovere, che non manca. Io sono per l'apertura per gli impianti, non per gli impianti, per le piste da fondo. Per gli impianti invece risalite così sono contrario. Durante le risalite, durante le file, durante tutto il resto gli assembramenti sono inevitabili. Io sarei d'accordo ad aprire, però se le persone sono responsabili. Sarei d'accordo, ripeto, per incentivare un po' l'economia, perché qui stanno languendo un po' tutti. E torna anche quest'anno su Antenna 3 la vostra rubrica, il tuo presepe, molto attesa, il Covid non ci ferma.
una vicinanza tutta virtuale per dirvi che ci saremo anche e soprattutto in quest'anno particolare, rinnovando la consuetudine di mandare in onda i vostri presepi. Non potremo venire a casa vostra, ma accoglieremo e trasmetteremo ogni sera nei nostri telegiornali tutte le vostre creazioni legate alla Natività. Potrete inviarci video fatti semplicemente col vostro cellulare su WhatsApp al numero 351 175 5340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Potete anche registrare i vostri auguri, la descrizione del vostro presepe, simbolo di religiosità che racconta l'impegno delle famiglie e che mai come quest'anno sarà vissuto in raccoglimento e intimità, ripristinando l'essenza e il valore che trasmette da più di 2000 anni. Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia, Marco Bonet, giornalista e collega del Corriere del Veneto, Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, gruppo misto, già candidato del centro-sinistra, Alessandro Gennari, Movimento 5 Stelle, Mario Conte, sindaco di Treviso, gli ospiti questa sera Ring a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino, dove ci sarà l'esito anche del sondaggio che vi stiamo proponendo questa sera sulla patrimoniale. Da Treviso e Belluno non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Adesso il meteo. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Vortice sull'Italia, condizioni di maltempo al nord-est, anche intenso e clima piuttosto rigido. Il dettaglio di mercoledì 2 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata con un tempo spiccatamente instabile, come detto il clima sarà freddo, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse dappertutto, neve oltre i 600-800 metri sulle prealpi, in pianura però non saranno totalmente da escludere debolissimi fiocchi di neve mista a pioggia, forte vento di Bora. Vediamo anche le temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 3 e i 5 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tutto sommato lo stesso scenario con precipitazioni diffuse, vedete, localmente anche di forte intensità. Sulle Alpi deboli nevicate a partire dal pomeriggio. Temperature minime fino a 1 grado, massime sui 3-5 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, andrà meglio al mattino, poi peggiorerà con rovesci ovunque, deboli nevicate sulle Alpi. Temperature minime intorno allo 0 e -3 gradi, massime fino ai 5 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.